No, secondo me è stata una partita vera, una partita giocata, chiaramente loro hanno fatto un po' di turnover, come è giusto che sia in queste partite dove loro erano già comunque qualificati come primi. Noi invece avevamo la necessità di vincere la partita, quindi abbiamo cercato di interpretarla nel modo giusto. C'è il rammarico del fatto di, se avessimo affrontato magari anche altre partite con la stessa intensità, con la stessa determinazione, probabilmente magari saremmo riusciti a fare un risultato migliore anche le volte successive. Questa è la dimostrazione di quella di oggi, della partita di oggi, che noi siamo una squadra che possiamo fare bene, e che però per farlo dobbiamo essere con la testa giusta e determinati. Quanto ha inciso l'assenza di battaglia in queste partite? Oggi ha dimostrato che era un punto di riferimento importante per voi. Beh, sicuramente è un attaccante che mette sempre la pressione nella linea difensiva avversaria, è comunque uno dei giocatori più forti della categoria, quindi è normale che, diciamo, influisca l'assenza. È chiaro che poi quando c'è stato, diciamo, il mercato di riparazione abbiamo preso Romei al suo posto per cercare di tamponare un po' la situazione. Sono giocatori con caratteristiche diverse che possono anche giocare insieme, oggi l'hanno dimostrato. Con gli occhi eri a vedere la tua partita, con gli orecchi eri alla Padlo. Beh sì, diciamo che sapevamo che il nostro risultato purtroppo non dipendeva più solo da noi, questa è stata una nostra colpa, perché se quando arriviamo a queste situazioni qua in cui non dipendiamo più solo da noi come risultato, noi avremmo fatto il nostro e dall'altra parte il risultato non ci ha agevolato. Sei sperato sul 2-1 per il Rapallo? Ma in realtà io non è che stavo seguendo proprio tantissimo il risultato in diretta, quindi non avevo la sequenza dei gol completamente in diretta, però diciamo che poi mi è stato detto che prima ero in vantaggio, poi svantaggio, poi insomma così anche lì forse poi le motivazioni reali poi hanno fatto la differenza. Grazie.